benvenuti a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, gli organizzatori di questa rassegna Concerti Meridiani. Oggi abbiamo il terzo concerto, il 40° dall'inizio della rassegna l'anno scorso, grosso modo in questi giorni. Ringrazio come sempre il Comune di Conegliano che ci ospita in questo meraviglioso androne. Ringrazio i nostri benefattori che sono Banca della Marca, Masottina, Andrea Zanta con la sua corte armonica e naturalmente Vive TV che trasmette in diretta questo evento per coloro che non possono partecipare e che poi mette a disposizione il concerto per la visione sulla piattaforma YouTube. Questa mattina abbiamo allievi ed ex allievi della scuola di musica Clara Schumann, musica e cultura APS di Paese. Abbiamo un bellissimo quintetto di fiati, i loro nomi li vado enunciando e poi come sempre cedo il posto alla musica, la vera protagonista di queste mattinate. Abbiamo David Colbertaldo al flauto, Chiara Ghirardello all'oboe, Greta Baldan al clarinetto, Giovanni Battista Filippetto al corno e Daniele Falco al fagotto. E dunque vi invito a salutare questi giovani musicisti, questi grandi talenti nostrani, perché sono del territorio, e con un grande applauso.
Cosa fate? Come bis eseguiremo il quinto movimento del quintetto a fiati di Ferenc Farkas, un compositore ungherese che ha cercato di rendere dei temi popolari ungheresi musica classica attraverso questa formazione. Dei concerti meridiani che di solito non permettono il bis, ne è stato fatto uno, ne è stato chiesto un secondo, ma non viene concesso. D'altro canto i limiti temporali sono quelli che sono, ma questi giovani artisti meritano veramente un nuovo applauso. Io li chiamo per il saluto finale, per la consegna degli attestati, ripeto i loro nomi: Greta Baldano, e la spilla è diventato uso con la seconda annata consegnare anche la spilla dei concerti meridiani a ricordo. David Colbertaldo, Daniele
Emanuele Falco. Giovanni Battista Filippetto. Grande Giovanni Battista! E ultima solo per ordine alfabetico, non per altro, Chiara Ghirardello. Un grazie di cuore a questi meravigliosi musicisti, la cui giovane età li rende ancora più bravi, perché studiare musica in così poco tempo e raggiungere risultati così preziosi come abbiamo sentito non è facile. E io vi chiedo un nuovo applauso perché vi ricordo che i concerti meridiani hanno tra gli altri lo scopo di incentivare le scuole di musica che preparano questi giovani artisti così bravi, e quindi vi invito come sempre a ricordare la presenza della cassetta in fondo alla sala e di lasciare un contributo che è volontario ma che mi sembra doveroso data la qualità e la bravura di questi ragazzi. Ricordo l'appuntamento della prossima settimana, sempre alle 12 ci vedremo all'ex convento di San Francesco in sala di dimostrazione. La settimana prossima si esibiranno gli allievi dell'Istituto Musicale Benvenuti al pianoforte e alla chitarra. Avremo più pianisti e più chitarristi su a mezzogiorno in convento. Quindi vi aspettiamo come sempre per l'ultimo appuntamento del mese di luglio, ma ricordo, lo ripeterò la settimana prossima, che il progetto Concerti Meridiani non si ferma soltanto per il mese di agosto, come d'altro canto è sempre stato annunciato, si fermerà per il mese di dicembre, ma continuerà per tutti i mesi di settembre, ottobre e novembre. Quindi coraggio, ce ne abbiamo ancora la fortuna di avere musica e gioventù uniti in un unico contesto per allietare la nostra domenica. Buona domenica e grazie.